Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali e non solo, andremo poi anche sul nostro sito, lo faremo nella seconda parte della nostra rassegna, quella dedicata ai quotidiani regionali. Cosa troviamo sui nazionali? Le notizie sono di natura estera quando si parla di Trump con il suo discorso durato 2 ore. Di ieri sullo Stato dell'Unione, così ma che è diventato praticamente un discorso di propaganda di quello che lui ha realizzato in questi anni. Se si va poi al nostro territorio, all'Italia, troviamo la questione del caporalato fra i rider, ne parleremo con la situazione di Deliveroo su tutti, che è l'ultima di una lunga serie, e poi il referendum sulla giustizia che crea come sempre polemiche e discussioni. Il tema poi di Sanremo diventa come sempre determinante. Andiamo sulle pagine dei quotidiani perché troviamo su Repubblica, vi faccio vedere intanto le notizie secondo quello che vi abbiamo raccontato proprio all'inizio di questa rassegna stampa, partendo dai rider con questo titolo di Repubblica: i rider come schiavi. Dopo Glovo, la Procura di Milano commissaria Deliveroo per lo sfruttamento dei fattorini, l'algoritmo come datore di lavoro, non garantita un'esistenza dignitosa con 4 euro all'ora. È un tema che ritorna su tanti quotidiani nazionali. Ad esempio, sul Manifesto troviamo un titolo che è come sempre esemplificativo di quella che è la situazione, che prende spunto da un dettaglio della vita dei rider, cioè la bicicletta. E allora questo è il titolo del Manifesto: le catene, che non si riferiscono in questo caso proprio allo strumento indispensabile per il lavoro, bicicletta oppure chiaramente motorini che siano, ma delle catene della vita. In questo caso per questi ragazzi, paghe sotto la soglia di povertà, lavoratori puniti da un algoritmo. La Procura di Milano alza il velo sul caporalato digitale. A fare le spese almeno 20.000 rider del colosso Deliveroo, nel mirino anche McDonald's, Esselunga e Burger King. E allora di questa notizia, che come detto tiene banco sui quotidiani, l'ha già fatto nei giorni scorsi, approfondisce il tema il quotidiano La Verità. Lo troviamo con questo titolo, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, con il titolo: danno da mangiare agli italiani e affamano migliaia di migranti. Un titolo che è a metà ovviamente fra la notizia che abbiamo visto ed altre, ma che approfondisce un po' il tema. Dopo Glovo, la Procura di Milano mette sotto controllo giudiziario anche Deliveroo, accusata di sfruttare gli schiavi del sabato sera con paghe infime. Questi sono i frutti avvelenati dell'accoglienza a tutti i costi. Ecco come si collegano il fenomeno dei migranti, della migrazione, dell'immigrazione, e poi quello dei rider e del caporalato che tiene banco in questo momento. Le multinazionali del cibo fanno soldi e la sinistra guarda, questo dice appunto la Verità. Ma chiaramente troviamo questa notizia su altri quotidiani, come ad esempio L'Altra Voce, che dopo Glovo, questo è il titolo: commissariata Deliveroo, rider sfruttati e sottopagati, la Procura di Milano accusa il network. Si parla appunto di caporalato. La ministra Calderone: non serve il salario minimo ma servono dei nuovi contratti. Vi dicevo che anche Sanremo tiene banco. In questo caso, come sempre nella settimana del Festival della Canzone Italiana, qui su Avvenire si parla di un Sanremo in cui c'è un vuoto di emozioni dietro il marketing sentimentale. È il commento di un Sanremo che certamente, questo è il dato che ha fatto riflettere negli ultimi giorni, ha perso degli ascolti rispetto all'anno scorso, anche se c'è stata la contrapposizione della Champions League, delle partite di calcio dell'infrasettimanale appunto con le italiane in campo. Ieri ce n'erano 2, Atalanta e Juventus. Andiamo a fare un po' il punto sulle altre notizie, lo facciamo attraverso il Corriere della Sera con le pagine interne. Abbiamo esaminato ciò che
è la notizia legata al caporalato fra i rider. Andiamo poi a quello che ha detto Trump ieri. È diventato una sorta di show, un po' come spesso avviene nelle frasi, nelle uscite del tycoon. Show fiume al congresso, Trump che attacca i democratici, le minacce agli ayatollah, il tycoon che preme per prolungare un programma anti-spionaggio. Il tema è quello, come detto, sullo Stato dell'Unione, che diventa però un modo per dare il senso di quello che Trump ha fatto in questo periodo e soprattutto per parlare di un nuovo Stato, di un nuovo momento d'oro, secondo Trump, che attraversa l'America, che attraversano gli Stati Uniti. E poi la questione del referendum della giustizia. Tutto nasce da una manifestazione di ieri a Palermo. Ne parleremo molto anche quando parleremo della cronaca regionale, perché c'è stato il confronto fra Nordio e Conte. Da lì le parole avvelenate di entrambi, soprattutto di Conte, riguardo a questa riforma. Andiamo sempre sul Corriere della Sera, siamo sulle pagine interne e la accusa è questa. Queste sono le parole di Conte. Da voi una politica criminale. Non umiliamo le toghe, queste invece le parole di Nordio, è un duello a distanza, anzi ravvicinato nel caso di ieri proprio a Palermo, fra i due, e sugli organici scoppia la nuova lite fra Gratteri e il guardasigilli, cioè sempre Nordio. Ma come detto ci sono poi vari altri quotidiani che aprono proprio con questa notizia, tornando anche al passato, ad esempio al passato di Nordio, quando era pubblico ministero. Lo fa il Fatto Quotidiano con questo titolo: Nordio il suo errore l'ha fatto pagare a noi. Si parla di una giustizia domestica, lo Stato ha dovuto dare 20.000 euro a D'Alema e Occhetto, le carte sul ritardo. Quando era PM dimenticò quel fascicolo per 4 anni, zero le rivalse da parte del Ministero. Ma il tema del referendum, lo sappiamo, è un tema che diventa cruciale, nodale per quanto riguarda la politica italiana e che trova spazio ormai da tempo sui quotidiani, perché mette fondamentalmente a confronto una parte e l'altra dell'Italia, in questo caso maggioranza e opposizione, anche perché sembra che dai sondaggi emerga una sostanziale parità in questo momento, un equilibrio fra le due parti, fra il sì e il no. E allora Riformista, ritorniamo sempre ai quotidiani, ci fa vedere anche la scheda che chiaramente è un facsimile, ovvio, di ciò che vedremo nel referendum di fine marzo, con il sì e il no, e poi la sinistra leggiamo che vota sì. Ci sono tutta una serie di nomi, tante significative le adesioni all'appello del Riformista sull'approvazione del testo della legge di revisione appunto della giustizia, quello che volgarmente chiamiamo riforma della giustizia. Sulla notizia si ritorna invece sullo scontro a parole che c'è stato fra Conte e Nordio, con soprattutto le parole di Conte, il faccia a faccia sul referendum, con Conte che smaschera Nordio, dalle destre un disegno di politica criminale. L'abbiamo letto anche poco fa sulle pagine interne del Corriere. Giuseppe Conte che smaschera il governo nel faccia a faccia con Nordio sul referendum del 22-23 marzo. Il leader pentastellato sottolinea il disegno di politica criminale delle destre. È un tema che chiaramente ritorna, accusandole di volere una giustizia addomesticata, perché poi il tema resta quello della
differenza e di quella che dovrebbe essere una distinzione, lo sappiamo benissimo, fra i poteri italiani, quelli della politica e quelli ovviamente della giustizia in questo caso. Il Tempo ritorna sul discorso giustizia, ma lo fa in un modo completamente diverso, andando a sentire chi è stato, secondo appunto le dichiarazioni che sono state fatte al quotidiano romano, danneggiato, fra virgolette, dalla giustizia. E allora, guardate qui, quello che è il titolo. Vite nel tritacarne. Ci sono le parole di un ex ministro e di un ex senatore. Sono Mario Landolfi e Stefano Esposito. Landolfi dice 16 anni di calvario per una frase tagliata. E parla di incesto giudici PM, ricordatevi che si parla in questo caso di separazione delle carriere. Ho atteso 7 anni e mezzo per essere assolto, dice invece Esposito, il PM l'hanno premiato. Ecco qua un ex ministro e un ex senatore, un destino comune, calvario giudiziario e assoluzione in mezzo alla vita e la carriera distrutte dall'accanimento dei magistrati contro la politica. Avete visto, da qualsiasi parte la si guardi, questa sulla riforma della giustizia resta una fase dell'Italia in questo momento di divisione fra due posizioni nettamente contrapposte. Ritorniamo invece alla questione Festival di Sanremo per chiudere questa prima parte della nostra rassegna stampa, poi andremo come sapete sui quotidiani regionali e vi faccio vedere alcuni titoli, come ad esempio questo, perché ha fatto molto, siamo sul Messaggero in questo caso, l'esibizione di Achille Lauro dedicando una canzone appunto ai ragazzi morti a Cran Montanà. Lauro dedica ad Achille Barosi, morto nella strage, la sua Perdutamente. La mamma del sedicenne la cantò al funerale e dice, lei racconta il dolore di tutti. Il commento è: non sono solo canzonette, questo è il commento di Mario Aiello. Sanremo si inchina ai ragazzi di Clan, è quello che troviamo appunto sul Messaggero. Di altra voce vi abbiamo già riferito in precedenza e troviamo queste notizie appunto sui vari quotidiani legate al Festival di Sanremo, anche nel tema, come abbiamo detto in precedenza, della perdita di ascolti in queste prime due serate. Bisognerà vedere se dipende appunto magari dalla qualità dello spettacolo, delle canzoni, o anche dai competitor che nelle prime due serate sono stati appunto le partite di calcio. Ci ritroviamo fra poco, parleremo anche di calcio con una parte, l'appendice dedicata allo sport, ma soprattutto le prime pagine dei quotidiani locali. A fra poco. Eccoci con la seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata, come sapete, ai quotidiani regionali, ma partiamo dal nostro sito, dalle pagine del nostro sito, dalla home, siciliaweb.it, perché ci sono tutte le notizie aggiornate anche della prima mattinata ovviamente di oggi. Dunque andiamo sulla Sicilia Web con questo titolo in apertura, dedicato a un tentato femminicidio a Giardini Naxos. Chiusa in casa, picchiata e presa a morsi, arrestato l'ex fidanzato, il 41enne, ha tentato anche di strangolare e scaraventare la donna dalle scale. Negli articoli invece che trovate di Spalla si parla di lavori mai eseguiti, una truffa sul super bonus 110%, una truffa che ha portato quasi a 2 milioni di profitti, un'evasione fiscale scoperta a Messina. E poi più di 2000 fatture da società cartiere, una maxi frode gestita da un siciliano. E ancora la politica con i temi legati alle amministrative in Sicilia, il valzer dei nomi che restano ovviamente e che sono sul piatto per le amministrative legate alle date
di fine maggio, inizio giugno per quanto riguarda il ballottaggio. Tornando sul nostro sito, vi ricordo che trovate tutti i servizi dei nostri telegiornali, i servizi in evidenza, le notizie principali che arrivano dalla nostra regione con i live chiaramente dei nostri telegiornali e delle nostre trasmissioni, e poi la pagina dello sport con il Catania chiaramente sempre in primo piano. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani regionali, partendo dalla Sicilia. Vedete che ritroveremo soprattutto sulla Sicilia tante notizie che abbiamo già visto sui quotidiani nazionali. Per esempio l'apertura del quotidiano catanese è dedicata proprio ai rider, anche Deliveroo sotto accusa, 20.000 con paghe da povertà, l'inchiesta dopo Glovo, un'altra big in controllo giudiziario, sono fari accesi su altre 7 società che amministrano questi ragazzi che chiaramente poi attraverso gli algoritmi sono spesso penalizzati anche nel loro lavoro. Le scintille poi a Palermo tra Nordio e Conte sul referendum, anche questo l'avevamo trovato sui quotidiani nazionali, così come il comizio fiume di Trump che rilancia gli Stati Uniti rispettati, vado avanti con i democratici furiosi, così come il Festival di Sanremo con il pubblico che tradisce il festival con 3 milioni di spettatori in meno. La foto è dedicata al duetto fra Pausini e Lauro nella seconda serata del festival. Più dedicate ad esempio a ciò che è successo in Sicilia, le pagine del giornale, la prima pagina del giornale di Sicilia che va sul confronto di ieri, sul botta e risposta fra Nordio e Conte, confronto dopo il voto. Questa è l'idea di Nordio, che apre al dialogo. Conte però definisce frottole e i sondaggi, come detto, sono in equilibrio fra le due parti, fra il fronte del sì e quello del no. Intanto sulla strage di Monreale troviamo qui sempre nella prima pagina del giornale di Sicilia, ha chiesto il giudizio per 3 davanti al giudice il 25 marzo, a poco meno di un anno dall'eccidio sul Sanremo. Gli ascolti in calo, anche qui, con conti che questi sono relative alla conferenza stampa di ieri, e pensavo anche peggio. Lauro Superstar, applausi alle campionesse Lollobrigida e Vittozzi, le campionesse delle Olimpiadi appena concluse a Milano Cortina, con i grandi successi degli italiani e soprattutto delle italiane, perché le atlete azzurre sono state grandi protagoniste nelle 30 medaglie raccolte dall'Italia. Gazzetta del Sud, andiamo ancora sul titolo, anche in questo caso titolo di apertura sugli schiavi, così vengono definiti. L'abbiamo visto questa parola ripetuta in tanti quotidiani, avete visto Repubblica nella prima parte della nostra rassegna stampa, gli schiavi del terzo millennio, 20.000 rider sfruttati e con paghe da povertà dopo Glovo, anche Deliveroo è sotto accusa. Anche in questo caso altre notizie come questa, che è molto importante, di cui abbiamo parlato tanto nei nostri telegiornali, nelle edizioni serali di ieri. A un mese dalla frana, la fiaccolata che attraversa il paese, strada centinaia di persone con il vescovo Rosario Gisana, l'inchiesta aperta dalla procura di Gela ancora contro ignoti. E a proposito di questa notizia, vi voglio fare vedere alcune pagine interne dei quotidiani regionali, partendo proprio dalla Gazzetta del Sud, visto che eravamo sul quotidiano appunto messinese. Niscemi un mese dalla frana con la fiaccolata che attraversa il paese. Il lungo corteo ha visto la partecipazione silenziosa e pacifica di centinaia di persone, presenti il vescovo Rosario Gisana, che ha esortato tutti a non perdere la speranza. Ma c'è il tema, quello dell'inchiesta, che è aperta, ovviamente come sappiamo, ancora contro ignoti. Arriva intanto l'esenzione totale per un anno dei ticket sanitari. Tutto quello che è successo a Niscemi fa il paio con le indagini e il carteggio di qualche anno, anzi potremmo dire qualche lustro fa, visto che si parlava
degli anni 2000. E dunque, andando sulle pagine interne della Repubblica di Palermo, troviamo questo tema proprio, Niscemi stretta nella fiaccolata, la protezione civile ignorata sul pericolo di una nuova frana. Acquisita dalla Procura la relazione in possesso di Roma che risale a 26 anni fa, per cui 2000 si riferisce a tutto ciò che era successo nel 97 e lo sentiamo spesso riecheggiare questa data quando con i nostri inviati andiamo appunto a Niscemi e sentiamo il giudizio della gente. Il sindaco intanto incontra Salvini sulla viabilità, esenzione ticket per i residenti in zona rossa. Questo tema, quello di ciò che non è stato fatto nella prevenzione, cioè ciò che non è stato eseguito guardando proprio quelle carte che adesso sono in mano alla Procura, ritorna in una pagina interna del Corriere della Sera. Stiamo parlando dunque di un quotidiano nazionale. Guardate che cosa c'era scritto in quella relazione: agire su acque e crepe, la frana annunciata 26 anni fa. Niscemi, la relazione del 2000, gli atti delle indagini e possibili eventi rilevanti, e c'è anche appunto l'immagine, la fotografia di quella parte della relazione dove si parlava di ciò che poteva essere il futuro. Si ribadisce il concetto già espresso appunto che c'è necessità di un intervento. Questo intervento non c'è mai stato e tutto ciò che è successo è in pratica quello che vediamo in questi giorni. A proposito, c'è anche il ciclone Harry, quello che ha mietuto tanti danni nella provincia di Catania, ma in generale sulla costa ionica della Sicilia. E allora, sulle pagine di Catania, provinciali di Catania della Sicilia, andiamo a parlare dei danni invisibili del ciclone Harry, con i canali ostruiti da rifiuti e detriti, con il comune che ha già stanziato fondi e preparato il bando, sollecitata in questo caso l'autorità di bacino, dunque su questo chiaramente si lavorerà. Si parla di danni invisibili, si ritorna ovviamente a questo anche nelle pagine interne del quotidiano, con i corsi d'acqua ostruiti e questo allarme che è scattato dopo il ciclone, un bando del comune per interventi nei canali Arci e Fontana Rossa, attesa per ciò che è di competenza regionale, ma ci sono poi anche dei danni che così chiamiamo visibili in tutti i sensi. Abbiamo visto che cosa è rimasto di tanti litorali dopo la furia del mare, e allora ieri siamo stati anche nelle zone maggiormente colpite con i nostri telegiornali, e c'è un piano per i porti danneggiati. Lo leggiamo anche sulle pagine della Sicilia di Catania, il Genio Civile che avvia la messa in sicurezza degli approdi nelle 5 borgate colpite dal maltempo, 1,7 milioni per Stazzo, con Pozzillo, Santa Tecla, Santa Maria la Scala e Capo Mulini. È un vero e proprio piano, chiaramente per ripartire, anche perché c'è necessità di farlo soprattutto in vista della stagione estiva, che poi è quella che porta i turisti in Sicilia. Qui la Sicilia non può permettersi di arrivare impreparata. Cambiamo argomento completamente, andiamo a parlare invece dello sport, della pagina sportiva. Lo facciamo prima attraverso la prima della Gazzetta dello Sport, perché ieri, lo dicevamo in riferimento a Sanremo, c'era la Champions League, così come c'è stata il giorno prima. Impegnate 2 squadre italiane, l'Atalanta e la Juventus, con l'Atalanta che approda agli ottavi di finale della maggiore manifestazione continentale, la Juventus invece che non ce la fa, ma entrambe giocano un'ottima partita. L'Atalanta vince 4-1, siamo proprio sulla Gazzetta dello Sport, con il Borussia Dortmund, ribaltando il 2-0 dell'andata, e dunque passa il turno, lo fa nei tempi regolamentari. La Juve invece arriva fino ai supplementari, perché riesce a vincere 3-0 nei regolamentari dopo il 5-2 subito dal Galatasaray nella partita di andata. Poi però i turchi proprio nei supplementari segnano 2 gol, eliminando la squadra
bianconera dalla Champions League dove dunque c'è solo un'italiana che è l'Atalanta. Fuori la Juve, fuori 2 giorni fa l'Inter che va a caccia però a livello nazionale di 2 trofei, è nettamente in vantaggio in campionato ed è in semifinale di Coppa Italia. Mentre per quanto riguarda le notizie del calcio di casa nostra, andiamo prima sulla Repubblica Palermo per parlare del Palermo, Joren contro Brondbo, una sfida che viene dal freddo, finlandese 1, norvegese il secondo. I portieri di Palermo e Pescara si annunciano protagonisti nella gara dell'Adriatico. È una sfida molto importante per il Palermo. Il Pescara ha giocato benino nelle ultime partite, ma chiaramente in una posizione di classifica deficitaria e difficile, squadra neopromossa, lo ricordiamo. Il Palermo invece ambisce ad arrivare in Serie A direttamente, dunque i primi 2 posti. Sfida nella sfida dunque all'Adriatico. Per quanto riguarda invece il Catania, c'è il primo dei 2 big match previsto domenica, che fra parentesi lo sapete Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro e in esclusiva. C'è anche Pelligra, arriva Pelligra per seguire la squadra, lo leggiamo sulla Sicilia di oggi, e per i restauri al Village. La stoccata di Grella, difficoltà per accedere nel centro sportivo anche dopo aver pagato un comportamento che il club non meritava. Sta di fatto che adesso però il Catania è con le chiavi in mano di Torre del Grifo e conta di entrarci soprattutto per la stagione prossima. Intanto c'è da completare questa appunto con la partita importante con la Salernitana, dove probabilmente non ci sarà Forte. È tutto per questa nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito a tutti voi, un buon proseguimento di giornata.